Bene, eccoci insieme anche oggi. Dovremmo avere già in linea da Portogruaro, in provincia di Venezia, Patrizia Gobatte, che è la coordinatrice regionale, nonché la presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia. Con lei parliamo del tema del giorno, vale a dire Covid, chiusure, aperture e difficoltà delle imprese. Partirei da un dato che lei sottolinea, signora, quello di non sottovalutare le proteste civili della piazza, della gente che insomma, diciamo tra virgolette, ma comunque molto spesso è anche vero, non riesce più a coniugare il pranzo con la cena. Giusto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, come lei diceva giustamente, noi consulenti del lavoro siamo al fianco delle imprese in prima linea perché oltre, diciamo, a occuparci della tematica specifica della gestione delle risorse umane, ci occupiamo anche di fiscalità e di gestione di impresa. Quindi viviamo fianco a fianco con i lavoratori. Quello che noi vediamo è che ovviamente questo peso delle chiusure è sempre stato, diciamo, calato su certe categorie, no? Che sono le categorie dei servizi, della ristorazione e del turismo, perché sono quelli, insomma, più soggetti all'incontro con il pubblico. E quindi io penso che dopo un anno in cui addirittura certe attività come le palestre, come centri estetici sono stati chiusi per molti mesi, è chiaro che il diritto al lavoro è non solo, noi siamo abituati ad approvare e ad essere solidali con i lavoratori quando si battono per il loro posto di lavoro, vedi Ilva, vedi le industrie in crisi, eccetera, eccetera, quindi siamo tutti solidali. Dobbiamo essere solidali anche con i lavoratori autonomi perché anch'essi, cioè anche questa è una forma di lavoro tutelata dalla Costituzione e quindi minimizzare il dramma degli imprenditori, soprattutto dei piccoli imprenditori familiari che sono la parte principale del tessuto economico del nostro Veneto, perché pensiamo anche a tutto il comparto turistico che ha visto da un momento all'altro chiudere la stagione invernale e adesso abbiamo questi annunci che ogni volta che si sente un nuovo decreto, le nuove misure che vengono varate dal governo, si resta molto in ansia per capire cosa si può fare e non si può fare. E questa incertezza che anche logora psicologicamente chi ha un'attività, chi non può lavorare, chi diciamo è in difficoltà, anche perché lei pensi che le imprese sono strettamente legate ai loro lavoratori. I lavoratori che sono in cassa integrazione da mesi e che prendono 700-800 euro al massimo al mese, cioè è tutta la filiera che poi diciamo resta in difficoltà perché posso mantenere la famiglia con 700-800 euro al mese per alcuni mesi, ma se vado avanti più mesi, un anno e più, cioè questa cosa diventa assolutamente insostenibile. Quindi noi vediamo tra i nostri clienti, che sono soprattutto, le dico, piccola e media impresa, questa stanchezza, questo stress che denota insomma una voglia di lavorare, di riprendere a vivere, nonostante siamo tutti consapevoli della gravità del momento e comunque dei problemi che ci sono dal punto di vista sanitario. Ecco, non è che questo viene sottovalutato da nessuno. Ecco, io credo che poi al di là di tante disquisizioni, chiunque non abbia il modo di arrivare a fine mese, di potersi far quadrare i conti, di poter mettere un piatto in tavola, insomma, ha la disperazione come compagna di strada. Lei prima ha detto, voi consulenti del lavoro siete fianco a fianco con i lavoratori, stiamo parlando in particolare degli imprenditori autonomi. La domanda può essere anche ingenua. Io mi sono sempre chiesto, queste persone che da un anno e anche più sono chiuse, come hanno fatto ad arrivare fino ad adesso? Cioè, onestamente, i ristori del governo per chi deve mantenere famiglia sono risibili. Probabilmente non si può Esatto. fare di più, ma sicuramente appunto con le cifre di cui lei ha parlato prima, una famiglia non vive. Come si stanno attrezzando, come riescono a essere resilienti, come si usa dire adesso?
Beh, c'è un mix di interventi. Diciamo che nella prima fase, lo scorso anno, se lei si ricorda, oltre ai contributi a fondo perduto che sono stati pochissimi, quindi come giustamente lei diceva, risibili, ci sono stati comunque dei prestiti agevolati, quelli diciamo intorno ai 25-30 mila euro, così che venivano dati non facilissimamente, ma neanche con molte difficoltà, sono arrivati a molti. Diciamo che alcuni si sono indebitati, ovviamente, con questi prestiti a tasso ridotto, altri hanno dato fondo per le poche economie che c'erano e altri si sono aiutati a vicenda. Io so di famiglie in cui il marito ha una palestra e la moglie fa l'estetista. Queste famiglie qui hanno ricorso finché hanno potuto ai prestiti e poi li hanno aiutati i genitori, perché due giovani che hanno questo tipo di lavoro sono stati bloccati per quasi Certo. tutto l'anno. Lei che ha un po' il polso della situazione, a suo parere, nel veneziano, ma se può anche a livello regionale, riapriranno tutte le attività o quante sono quelle che non riaprono, secondo lei, in percentuale? Noi abbiamo fatto delle stime che si calcola che un terzo, se ci saranno difficoltà legate appunto alle aperture o comunque ci saranno problemi per quanto riguarda la logistica, perché noi pensiamo anche al fatto che chi ha possibilità di avere il latte attico fuori, il Deor, lavora, chi ha il centro storico, mettiamo, e ha locali solo chiusi, valuterà se riaprire o meno. Certo. Quindi vede che il problema è che è tutto legato al divenire, non abbiamo alcuna certezza. Se noi avessimo una programmazione che potrebbe essere stata fatta in relazione magari al numero di vaccinazioni effettuate, perché più vaccinazioni facciamo e meno, teoricamente, almeno spero, il virus circola. Quindi si calcola che un terzo in queste condizioni attualmente, un terzo stanno valutando realmente di non aprire. Ecco, lei dice la situazione in divenire, non devo certo spezzare una lancia in favore di alcuno, ma capisco che la situazione è complessa. Lei giustamente parla delle vaccinazioni, ma se non arrivano i vaccini, evidentemente la situazione Sì, epidemiologica cambia, il virus è incontrollabile, insomma, non è facile. Detto ciò, no, devo dire con assolutamente molto... però, Prego. sì, però io le faccio un esempio. Ci sono dei paesi che hanno il coraggio di fare delle sperimentazioni. A Barcellona hanno fatto un concerto di 5.000 persone e hanno fatto dei test. In Olanda anche. Quindi bisognerebbe anche avere il coraggio di determinare dei cluster. Non so, anche a livello turistico ci sono già delle convenzioni con certi paesi, certe spiagge della Grecia e i paesi del nord per far andare i turisti su, diciamo, locali, località covid-free. Lei ha sentito parlare di queste cose, noi abbiamo sentito parlare di queste cose, questi tipi di esperimenti da noi. Beh, Io a dire il sinceramente vero, no. no, a dire il vero ci hanno provato, ma sono stati anche subissati di critiche perché poi ovviamente scatta la concorrenza fra una località code free e una località che invece non può essere tale. E devo dire che però a proposito di realismo, lei con molto realismo tocca un dato che è veramente per certi versi sconcertante, che lei dice ci sono i protocolli di sicurezza, gli imprenditori hanno investito per adeguare i locali, fateli aprire. È così la sua posizione, insomma, semplifico, ma Sì, perché lo scorso anno, a maggio, quando abbiamo aperto, siamo stati ad attendere un mese in progress che l'INAIL e le commissioni preposte facessero dei protocolli per ciascuna attività e quindi soprattutto per quanto riguarda la ristorazione, perché questo è il punto, perché noi abbiamo l'industria, l'edilizia, che per certi versi, cioè abbiamo dei settori che continuano a lavorare tranquillamente perché riescono hanno i lavoratori in sicurezza e quindi riescono a organizzare il loro lavoro. Il problema è appunto con le attività aperte al pubblico. Però ci sono stati si vede nei ristoranti, comunque nei locali, anche importanti investimenti nella riprogettazione degli spazi
perché abbiamo distanziamenti, abbiamo plexiglass, abbiamo gli igienizzanti, le mascherine, cioè se tutti quanti i nostri clienti in testa, perché noi abbiamo aggiornato tutti i protocolli di sicurezza, abbiamo fatto aggiornare tutti i DVR e quindi li abbiamo messi in condizione di aprire in sicurezza. Stessa cosa è stata fatta per le spiagge. Se lei va nelle spiagge del litorale veneto, vede che gli ombrelloni sono molto distanziati, quindi c'è e l'accesso alla spiaggia è molto controllato. L'anno scorso abbiamo vissuto così e siamo stati molto attenti perché noi ci occupiamo anche di dare ovviamente la giusta consulenza e e i giusti indirizzi ai nostri imprenditori. E quindi diciamo che sfruttiamo anche il fatto che queste misure sono state attuate, quindi sono ancora operative nei locali, quindi basterebbe riprendere, anche secondo me irrigidire alcune sanzioni per chi non rispetta questi protocolli, perché è ovvio che il ristoratore che consente ai clienti di fare quello che vogliono, ecco, quel ristoratore lì andrebbe sanzionato più che i clienti. Comunque ci dovrebbe essere una solidarietà perché giustamente tutti quanti hanno voglia di uscire a cena, hanno voglia di prendere un aperitivo. Io ieri sono uscita ieri sera e tutto quello che poteva essere aperto alle 5:30 era aperto in città, ieri ero a Mestre perché c'è bisogno di socialità, di tornare alla normalità, però è una responsabilità secondo me da condividere tutti quanti e rispettare tutti quanti le regole. In questo giro, secondo me, Sì. ci vuole anche un'efficace attività di controllo. Grazie, e io concluderei qua con questo appello al controllo, ma soprattutto un appello alla responsabilità, perché oltre alla salute c'è veramente l'economia del paese e la vita di tante persone che contribuiscono a garantire questa economia. Grazie a Patrizia Gobat, che è la coordinatrice regionale dei consulenti del lavoro, nonché la presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. A voi che ci avete seguito, ci si vede.